Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match per una puntata nel quale vi proporremo come sempre vari temi tra attualità e storia. Ermanno, in primo piano questa sera abbiamo quella che si chiama Peregrinatio Corporis, la salma o quello che resta, diciamo, sostanzialmente di San Pio X, Papa Sarto, è ritornato in Veneto, ha toccato varie città del Veneto per, come dire, essere esposto ai fedeli. Poi parleremo anche di colonialismo inglese, e poi parleremo di Cortina e di questa pista di bob che non si farà a Cortina. Non sa da fare. Sì, certamente. Sono temi importanti, soprattutto Pio X, perché è un Papa, diciamo, che cambia completamente la filosofia, la teologia, il modo di vedere, di organizzare la Chiesa. È un grande organizzatore e avrà dopo di sé, come diciamo braccio destro, avrà Gasparri, il cardinale Gasparri, che a sua volta riesce a ingaggiare il futuro Papa Pio XII, cioè Pacelli, e assieme faranno la riforma della Chiesa piuttosto che altre attività molto importanti, perché la Chiesa deve adeguarsi all'epoca, ma questo è il grande interrogativo. Riuscirà poi Pio X a adeguare la Chiesa o creerà degli ostacoli, oppure non riuscirà a percepire quello che sta il cambiamento che poi finirà con la Prima Guerra Mondiale, il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. Difficile prevedere il futuro, ma diciamo Pio X cosa è stato in quel momento storico come, diciamo, condottiero della Chiesa. Questo è il punto. E con noi abbiamo due esperti che ci aiuteranno a capire questo Papa, che è un Papa come tutti gli altri, un Papa un po' diverso dai suoi predecessori. Certo. Presento allora per voi che siete a casa gli ospiti che abbiamo con noi questa sera e che ci aiutano a capire appunto un po' di più di questa figura di Papa Pio X, anzi oggi San Pio X. Saluto in studio il professor Patrizio Zanella, buonasera. Buonasera. Zanella, grazie di essere qua con noi, uno storico, un giornalista, e saluto in collegamento il professor Pierluigi Giovannucci. Buonasera, professor Giovannucci. Buonasera. Buonasera a lei, docente di storia del cristianesimo e delle chiese all'Università di Padova. Ermanno, un Papa veneto. Sì, finalmente un Papa veneto, e che non sarà l'unico, poi ce ne sarà anche un altro, ma è un Papa che ha un suo modo di concepire la vita, un suo modo di procedere, da famiglia naturalmente non nobile. Precedentemente a lui erano saliti al soglio pontificio dei papi nobiliari. Lui invece è un Papa che nasce da una famiglia medio borghese, quindi non ha quelle velleità che avevano invece i suoi predecessori, e vede la vita in maniera molto più concreta, e come tutti i veneti naturalmente poi si esprimerà, avrà un percorso anche abbastanza importante per il Veneto, perché fu parroco nel Veneto di Salzano, patriarca di Venezia, vescovo prima di Mantova, quindi proprio lui percorre tutta la zona e poi finalmente va a Roma, e lì non dovrebbe essere eletto Papa, però, e questo fa parte di una delle problematiche che racconteremo più avanti. Quindi abbiamo con noi appunto questi nostri ospiti, e partirei immediatamente con un contributo che ci consente di aprire questa figura, diciamo, del pontefice e poi approfondire i dettagli. Innovatore e conservatore al tempo stesso, così è ricordato dagli storici della Chiesa Papa San Pio X. La figura di Pio X al secolo Giuseppe Sarto presenta aspetti originali. Uno dei pochi papi ad aver percorso tutte le tappe della carriera ecclesiastica, affrontando il non facile periodo a cavallo tra 800 e 900 fino al Concilio Vaticano II.
Nato a Riese, in provincia di Treviso, il 2 giugno 1835, fu il primo dei 10 figli di Giovan Battista Sarto e Margherita Sanson, una famiglia povera ma non misera. La sua vocazione al sacerdozio maturò in famiglia, ma dovette fare i conti con la scarsità di risorse economiche. Intervenne il patriarca di Venezia, Jacopo Monico, anche lui di Riese, a cui avevano segnalato le doti del giovane Bepi, come era chiamato in casa, che mise a disposizione una borsa di studio presso il seminario di Padova. Qui Giuseppe Sarto trascorse 8 anni in cui seppe distinguersi per rendimento scolastico e per comportamento. Fu consacrato sacerdote il 18 settembre 1858 dal beato Antonio Farina, vescovo di Treviso, nel Duomo di Castelfranco Veneto. Il primo incarico non fu dei più ambiti, cappellano a Tombolo, in provincia di Padova. Qui trovò come parroco don Antonio Costantini, che in don Giuseppe Sarto trovò un validissimo coadiutore, soprattutto negli anni in cui dovette affrontare una lunga malattia. Se qualcosa io sono, lo devo tutto a don Costantini, ebbe poi a dire il cardinale Sarto. Dopo 9 anni fu scelto per guidare la parrocchia di Salzano nel Veneziano e nel 1884 arrivò la promozione a vescovo di Mantova, una diocesi ormai alla deriva, tanto che Papa Leone XIII considerò Sarto l'ultima carta da giocare prima di prendere seri provvedimenti. I risultati ottenuti portarono il Papa a sceglierlo nel 1893 per essere il patriarca di Venezia. Tornava così nel suo Veneto, ma accettò questa nomina solo per spirito di obbedienza. Venne creato prima cardinale in riconoscimento dei suoi meriti mantovani e poi eletto patriarca. Una volta preso possesso della cattedra di San Marco, fu uno dei protagonisti della rinascita della città sotto moltissimi aspetti. Proprio a Venezia i cattolici tornarono a fare politica attiva e la lungimiranza di Sarto creò le basi per un'amministrazione moderata a cui parteciparono anche i liberali, che governò la città per decenni. Nel 1903 cadevano gli ormai classici 9 anni che chiamavano Sarto a una nuova missione. Quest'anno o muoio o divento papa, confidò a una delle sorelle. Quando morì Leone XIII, il suo nome non era tra i papabili. Partì salutando i veneziani con la celebre frase «Vivo o morto, tornerò». Il 4 agosto 1903 fu eletto papa, iniziando un pontificato che durerà fino al 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Da papa iniziò subito quella che fu una grande riforma della curia romana e quindi del governo della Chiesa, in primis avviando la codificazione del diritto canonico, cosa mai avvenuta prima. Ci vorranno 20 anni di lavoro. Poi fissò le nuove norme per il conclave, in gran parte ancora vigenti, riorganizzò le congregazioni vaticane, obbligò i vescovi ad avere sede nella propria diocesi e a tenere regolari visite pastorali, pretese che i sacerdoti fossero formati nei seminari. Per Roma sarà un vero vescovo, affronterà con determinazione il problema del modernismo, ma sarà anche il Papa che favorì gli studi biblici e un'attenzione verso la scienza. Inaugurò un nuovo modo di fare il Papa vicino alla gente, nacquero con lui le udienze pubbliche in Vaticano. Sopportò ma poi abolirà i rigidi cerimoniali pontifici anche nella sfera privata. Sotto l'aspetto religioso, da citare il catechismo, la musica sacra, la comunione ai bambini. Il suo catechismo in breve tempo si affermò in tutto il mondo per la sua facilità e la sua chiarezza. Riformò la musica sacra non soltanto facendo riscoprire il canto gregoriano, che diventerà parte integrante della liturgia. Con la comunione ai bambini fa partecipare anche i più piccoli, già a 7 anni, alla completezza della messa. Morì il 20 agosto 1914 dopo aver tentato con tutte le forze di fermare quella che sarà l'ecatombe della Prima Guerra Mondiale, prevedendo la tragedia che ne sarebbe scaturita in termini di morti e feriti e le conseguenze che poi condurranno ad un secondo conflitto mondiale e ad altre guerre più recenti. Nel 1951 fu beatificato da Papa Pio XII, Papa Pacelli, lo stesso che lo avrebbe proclamato santo poi nel 1954. Ecco, abbiamo un Papa un po' diverso dai soliti, ma è un Papa che si cala anche nel suo periodo, è un periodo dove diciamo c'è un salto, una rivoluzione nei rapporti sociali e soprattutto naturalmente nei rapporti con la Chiesa. Prego.
Giuseppe Melchiorre Sarto, come è stato tratteggiato, sono i connotati biografici essenziali. Come è stato sottolineato, la sua dimensione di Papa si configura più sul piano pastorale. Non è stato, diciamo, un fine teologo, non è stato un uomo di curia e non è stato neanche un diplomatico. Sostanzialmente fa il Papa con l'accento del pastore, è la nota che lo contraddistingue sostanzialmente, ed è anche l'elemento che lo fa apparire molto vicino anche a una sensibilità ecclesiale del tempo. Sul piano delle sue iniziative di solito lo si rinchiude in che cosa? Nella sua battaglia contro le nuove istanze della modernità proposte dal modernismo e con la promulgazione del famoso catechismo di Pio X. Di solito il cliché che gli viene attribuito è questo, ma è stato veramente un innovatore in tanti ambiti, tanto più, mi permetto di citare uno storico di vaglia come Giampaolo Romanato, che lo associa e dice che il pontificato di Papa Francesco è abbastanza simile, con delle debite proporzioni, a quello di Pio X, per i tentativi di riforma. Ricordiamo i tentativi di riformare la curia, i tentativi anche di innovazione a livello liturgico, a livello del messale. Ci sono dei tentativi inediti anche a livello devozionale, come è stato ricordato per quanto riguarda la comunione ai bambini sui 7 anni e anche non solo la comunione, ma anche la cresima, insomma, anche la cresima, perché la cresima si dava a 21 anni prima e poi lui la porta a 8-9 anni dopo la comunione. Ecco, abbassa questa forma di catechesi già perché? in età adolescenziale. Perché? Ma era un intendimento aggregare quanto prima i fedeli a questo impegno, a questa partecipazione alla vita della Chiesa. Perché si rendeva conto che i giovani a una certa età era difficile convincerli a praticare, poi a seguire le pratiche della Chiesa, quindi ha bisogno di aggregarli, ma se lo può fare lo fa solo quando il giovane è molto giovane e quindi prepara 6-7 anni per la comunione, 7-8 anni per la cresima, massimo fino a 11, ecco. Però per conto mio questo Papa non è stato un Papa teologo piuttosto che altro, è stato un Papa decisionista. Giovannucci ci può dare perché prende delle decisioni che poi hanno dei risultati, magari non immediati, diciamo, nell'arco del suo papato, ma comunque incidono notevolmente sul cambiamento dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti del mondo laico, per esempio, ma anche i cardinali, che una volta non necessariamente dovevano essere persone consacrate, addirittura certi cardinali avevano famiglie ed erano sposati. E lui dice no, bisogna che siano tutti legati alla Chiesa, che siano, diciamo, derivazione del sacerdozio. Prego, professore. Allora, la prima cosa che io osserverei su Pio X è che Pio X ha una forte impronta, diciamo, veneta e comunque non romana. Pio X è un papa che viene dopo 2 pontefici che avevano vissuto da prigionieri in Vaticano, no? E avevano vissuto in qualche modo anche in una chiara, diciamo, ostilità in qualche modo rispetto allo Stato italiano. Pio X da questo punto di vista non ha nessuna, come dire, nessuna velleità o nessun rimpianto, cioè prende non ha mai vissuto tra l'altro all'interno dello Stato Pontificio, ha fatto una vita sicuramente segnata da un cammino, diciamo, di carichi di responsabilità pastorale sempre più elevati, ma sempre al di fuori dello Stato Pontificio. Non ha mai fatto
parte della curia, quindi è diciamo da questo punto di vista proprio una figura esterna. E anche per questa ragione sostanzialmente non ha grandi imbarazzi nell'impostare delle riforme anche fortemente modernizzatrici, pur all'interno di un quadro che nel complesso possiamo considerare di restaurazione dal punto di vista dottrinale, teologico e anche morale per certi versi. Secondariamente è un Papa che, non avendo nostalgia, tra virgolette, dello Stato Pontificio, non si fa nessun problema a spazzare via le ultime vestigia di tutta quella struttura curiale che serviva a governare lo Stato della Chiesa, cioè quindi questo lo porta anche a sfoltire, diciamo, il personale di curia e soprattutto le stesse congregazioni cardinalizie. Da 20 ne restano 11 con Pio X, dal 1908 la riforma della curia, è la prima riforma della curia dopo 320 anni. Certo. La curia era stata riorganizzata dopo il Concilio di Trento nel 1588, la riforma di Pio X è sostanzialmente la prima riforma organica successiva. La questione anche della codificazione del diritto canonico è una questione importante perché risponde a un'esigenza di praticità e nello stesso tempo, diciamo, di organizzare in maniera più efficace la catena di comando interno all'interno della Chiesa, il governo della Chiesa, no? Sì. E quindi la volontà, come dire, anche pragmatica di Pio X è quella di un po' mettere da parte, diciamo ridurre a unità le precedenti fonti del diritto e in qualche modo compendiarle tutte nel codice di diritto canonico. Il lavoro dura più di 10 anni, il codice verrà promulgato nel 1917, ma comunque è una cosa fondamentale per quanto riguarda diciamo, l'organizzazione interna della Chiesa. Un altro aspetto che è bene sottolineare è, diciamo, l'attenzione molto forte sulla formazione sacerdotale, perché non solo, diciamo, viene prevista da Pio X, come dire, che l'ordinazione sacerdotale sia preceduta necessariamente dalla frequenza del seminario. I seminari sono istituiti dopo il Concilio di Trento, funzionano a singhiozzo, non sempre in maniera efficace, ma qui il punto fondamentale è che c'è l'obbligo di frequentarli almeno 3 anni. E l'altra cosa che stabilisce Pio X molto importante è che i seminari diocesani e i seminari anche ecclesiastici romani devono rimanere chiusi alla frequenza degli esterni. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente Pio X vuole dei sacerdoti formati in seminario, formati secondo un criterio, diciamo, spirituale e pastorale, ma soprattutto che siano in qualche modo distinti e distanti dal mondo, cioè, diciamo, preparati per agire nel mondo, quindi anche con nozioni di teologia pastorale, di teologia morale, più che dogmatica magari o di Sacra Scrittura, ma soprattutto, come dire, separati dal mondo anche dal punto di vista proprio come dire, dell'atteggiamento complessivo, ecco, e della forma mentis, per così dire. Sì, cioè abbandonare ogni forma di laicato, abbandonare il laicato e restare invece nell'ambito della Chiesa e della struttura ecclesiastica. Un clero sacerdotalizzato, profondamente sacerdotalizzato, ecco. Cosa che in precedenza non sempre succedeva. Allora vediamo un altro contributo, il veto imperiale sull'elezione di Pio X, perché diciamo che l'elezione di Pio X alla fine è stata causata dalla decisione dell'imperatore d'Austria, allora Francesco Giuseppe, chiamato, diciamo volgarmente, Checo Beppe, quello che creerà poi il primo conflitto mondiale e tutte le conseguenze che ne derivarono. E questo imperatore naturalmente aveva la possibilità di vietare, e poi ne parleremo più approfonditamente, contributo numero 2.
il veto imperiale e l'elezione di Papa Pio X. 120 anni fa, il 4 agosto del 1903, veniva eletto Papa il cardinale Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, al termine di un conclave che vide applicato per l'ultima volta l'antico privilegio delle monarchie cattoliche, quello di porre un veto su un candidato sgradito. Prese il nome di Pio X e fu il primo Papa, dopo secoli di provenienza umile, da una famiglia contadina, dopo aver percorso tutte le tappe del ministero, da viceparroco a vescovo di Roma. Vivrà e morirà povero. I 62 cardinali che il pomeriggio del 31 luglio 1903 si chiusero in conclave dovevano scegliere il successore di Leone XIII, che aveva regnato per ben 25 anni e 6 mesi. Papa Leone, morto a 93 anni, lasciava un'eredità non facile e molti cardinali auspicavano per un papa non politico né diplomatico. Candidato più in vista, quel 31 luglio di 120 anni fa, era un nobile siciliano, Mariano Rampolla del Tindaro, fino a quel momento segretario di Stato. La sua nomina era sostenuta da buona parte dei cardinali francesi, ma non piaceva all'imperatore austriaco, che gli imputava di essere troppo favorevole a Parigi e di sostenere gli slavi in fermento nei Balcani. Il giorno stesso della morte di Leone XIII arrivò un telegramma da Vienna all'ambasciatore austriaco presso la Santa Sede, nel quale si diceva no alla elezione di Rampolla. Era chiamata anche esclusiva questo antico diritto di veto, a cui le grandi monarchie cattoliche a partire dal XVII secolo si potevano appellare se il nome del futuro pontefice era sgradito. Informati del veto papale, i cardinali austro-ungarici puntarono su altre candidature, ma senza successo. Non tutti i francesi sostenevano Rampolla, auspicando un papa estraneo a ogni polemica, un uomo che avesse trascorso la vita nella cura delle anime e che si preoccupasse del governo della Chiesa e che soprattutto fosse padre e pastore. Quest'uomo poteva essere il cardinale Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, su cui puntava anche l'arcivescovo di Milano Andrea Carlo Ferrari, che dovrà poi patire la stagione dei sospetti durante le campagne antimoderniste avvenute durante il pontificato di Pio X. Il nome di Giuseppe Sarto comunque non compariva nei pronostici della vigilia pubblicati dalla Stampa, ma anche l'autorevole candidatura di Rampolla del Tindaro veniva data per traballante. Le votazioni iniziarono il 1 agosto, 2 scrutini al giorno, uno la mattina e uno al pomeriggio. Per essere eletti era necessario raggiungere la maggioranza dei 2/3, cioè 42 voti. La mattina del 2 agosto, secondo giorno di conclave, dopo aver preavvertito Rampolla, fu letto in latino il testo del veto. L'esclusiva imperiale fu accolta con notevole fastidio dal conclave. Tutti i cardinali si associarono nella protesta, considerando inopportuna questa ingerenza. Ci si sarebbe aspettati come reazione una significativa crescita dei voti per il cardinale non voluto da Francesco Giuseppe, ma questo non avvenne. Il 3 agosto sarà la giornata più lunga. Allo scrutinio di quella mattina Sarto ottenne 27 voti, mentre Rampolla iniziò a scendere a 24 preferenze. Patriarca di Venezia allora chiese la parola e disse: «Insisto perché dimentichiate il mio nome. Davanti alla mia coscienza, davanti a Dio, non posso accettare i vostri voti». Il 4 agosto i cardinali francesi però passarono dalla parte di Sarto, che grazie anche al loro voto ottenne 50 preferenze, 8 in più della maggioranza necessaria. Rampolla si fermò a 10. Il cardinale Giuseppe Sarto era il nuovo pontefice e prese il nome di Pio X. Appena eletto, il nuovo Papa formò una commissione cardinalizia per l'abolizione del veto e con la costituzione del Commissum Nobis del 20 gennaio 1904 abolì il veto, e vietando ogni altra eventuale intromissione del potere civile nell'elezione pontificia, stabilendo la scomunica per i cardinali che si fossero fatti tramite di queste esclusive. Papa Sarto riformerà anche l'intera procedura dell'elezione pontificia, irrigidendo notevolmente le norme. Ecco, Giovannucci, questa decisione di un Papa, che è una decisione molto forte, perché nasceva molti secoli prima, perché parliamo quando, diciamo, il Vaticano viene portato ad Avignone, e restando ad Avignone fino al 1375, diciamo,
praticamente la Francia aveva pieni poteri nei confronti dei papi. Poi c'è quel conflitto che avviene tra le varie correnti religiose, una dalla parte dell'impero austriaco, una dalla parte dei francesi e una dalla parte invece di un papato indipendente che voleva tornare a Roma. Tra questi c'è un altro papa che viene eletto ma poi viene spapato, viene diciamo considerato non eletto, che è Giovanni XXIII, poi si ripeterà nel 1995, scusate, nel 1959, l'elezione di un altro Giovanni XXIII è quello che aprirà poi il Concilio Vaticano II. Quindi diciamo che il Papa che aveva vinto è stato il Papa dalla parte degli austriaci, dell'imperatore, e l'imperatore a quel punto prende in mano e ha questo diritto, gli viene conferito questo diritto, che di fronte all'elezione di un pontefice lui ha il diritto di veto. Prego, professore. Ma allora, il diritto di cosiddetta esclusiva, esclusiva è un termine che viene dal latino, vuol dire cioè escludere dalla possibile elezione, cioè tener fuori insomma dai candidati eleggibili. È un diritto che diciamo, è un diritto informale che viene esercitato più volte probabilmente nei secoli dell'età moderna. Nel 1903 questa decisione dell'imperatore è una decisione che sicuramente è per molti aspetti controproducente, perché era molto tempo che fondamentalmente non veniva utilizzata in maniera così plateale. Il problema era però legato al fatto che nel pontificato di Leone XIII, che seguiva quello di Pio IX, che aveva posto veramente molto nell'angolo in qualche modo il papato sul piano dei rapporti internazionali, Leone XIII cercò in tutti i modi di fare uscire la Chiesa dall'angolo e tra le altre cose importò una politica, diciamo, di riavvicinamento a quelle che erano le principali nazioni cattoliche, tra le quali tradizionalmente la Francia aveva un ruolo importantissimo. Questo tipo di politica e di diplomazia vaticana Leone XIII lo condusse soprattutto attraverso il suo segretario di Stato. Il segretario di Stato è, diciamo, quello che potremmo definire il ministro degli esteri della Santa Sede, appunto il cardinale Rampolla. Per cui alla fine del pontificato di Leone XIII Rampolla era considerato un po' il candidato, tra virgolette, in pole position per l'elezione. Caduta questa candidatura per via del veto dell'imperatore Francesco Giuseppe, diciamo, la scelta, come mai la scelta si sia indirizzata su Sarto non è chiarissimo. È anche possibile, Sarto in realtà era stato, in quanto veneto, era stato suddito austriaco per i primi 30 anni della sua vita, perché fino al 1866 il Veneto è rimasto sotto il controllo austriaco, il controllo imperiale, quindi può darsi che abbia influito anche questo aspetto nella scelta di Sarto, il quale però subito dopo l'elezione, appunto, anche forte del fatto che diciamo la manovra sul veto aveva infastidito fortemente i conclavisti, decise con grande tranquillità di vietare per il futuro questo tipo di pratiche, insomma. Certo, ma probabilmente Rampolla aveva in qualche maniera, si era inimicato l'imperatore, perché c'è il fatto di Mayerling, no? Il figlio dell'imperatore si era suicidato e Rampolla, diciamo, è contrario a una, diciamo, seppellire il cadavere in un cimitero cristiano e lo vuole seppellire fuori. Prego. Sì, la tragedia di Mayerling con la sua... forse determina la scelta di un altro papa. Prego. Sì.
ricordiamo un po' il contesto di questa inimicizia, se vogliamo, poiché nella famiglia di Asburgo la tragedia dei Meyerling aveva fondamentalmente creato molto shock, molto trambusto, e ricordiamo che le autorità asburgiche avevano fatto di tutto per far credere più, diciamo, un incidente, non certo al suicidio. Vogliamo eccetera. rapidamente riassumere l'avvenimento per i nostri telespettatori? Allora, Meyerling è un paese a ridosso di Vienna, sì, dove il figlio erede al trono di Francesco Giuseppe, appunto Rodolfo d'Asburgo, decide, pare, un doppio suicidio assieme alla sua amante Maria, sì, Wetzera. E i due, prima l'uno dopo l'altro, vengono trovati il giorno dopo, sì, morti, con cause inspiegabili, poiché, sì, era palese che fosse stato una specie di doppio suicidio per amore, sì, o per passione. Poi si sono trovate altre motivazioni di ordine politico, perché sembrava che fosse anche un po' gay, questo. Le motivazioni sono le più diverse, le più strane, ecco. E secondo i criteri, diciamo, le indicazioni anche del Magistero della Chiesa, chi si macchia di suicidio non ha diritto a una sepoltura in un camposanto, in un cimitero. Certo. E il segretario di Stato si era in qualche maniera opposto alla sepoltura, che dava già una versione di come erano andati i fatti, dava, sì, già una versione, quindi questo... Una versione edulcorata, ovviamente, perché bisogna salvare la faccia. Ecco, ricordiamo che gli Asburgo in quel mentre pagarono profumatamente anche tutta la stampa austriaca, certo, per dare una versione che fosse il più possibile lontana dalla verità, e quindi poi gli atti stessi furono segretati. Diciamo ai nostri spettatori, perché si presumeva che facessero anche delle orge all'interno di questo sì, le voci pettegolezzi su questo omicidio reale, perché o suicidio reale, ahimè, poi si sono allargate. Pare Feigetò, io ricordo questo storico che qualche tempo fa, tanto per stare un attimo su questo episodio, pare che abbia chiarito bene i termini della questione. Rodolfo d'Asburgo aveva delle idee liberali, democratiche, contrarie alla monarchia, e per essere un erede al trono che dava carta bianca o libertà alle istanze di natura democratica rivoluzionarie, che allora erano un po' alla stregua di tante monarchie, sconfessava un po' l'operato del padre. Perché all'epoca c'era sempre un conflitto sotteso tra, per esempio, Ungheria ed Austria. Gli ungheresi erano un po', volevano staccarsi, la stessa cosa erano i serbi, e quindi era un impero instabile. C'erano le cosiddette spinte all'autodeterminazione, al nazionalismo, sì, che nella fine dell'Ottocento. Ecco. Tutto questo porta appunto a una inimicizia fra Francesco Giuseppe e il segretario di Stato Rampolla, per il quale non c'era certo feeling, ma si voleva anche una discontinuità con il pontificato petrino di Leone XIII. Ecco, tutto questo fa sì che... ma ricordiamo anche un'altra cosa, come l'ha ricordato anche il professor Giovannucci, diciamo, nei secoli, durante ogni conclave, se non erano le famiglie dei nobili che esercitavano un influsso, erano comunque... le monarchie che cercavano di esercitare una forma di opzione o di preferenza. E sappiamo pur sempre che ogni conclave, anche ai giorni nostri, quando si è in prossimità di un avvenimento così singolare, importante, ci sono sempre i pettegolezzi sulle correnti, i progressisti, innovatori, conservatori, e questo qui è quasi diciamo un inevitabile destino, che ci siano appunto le tifoserie. Una volta erano di natura monarchico, politico, nobiliare, e adesso sono più legate a delle etichette a seconda del pensiero che ci sta sotto a dei possibili candidati. Sì, certamente. Uno dei più famosi che abbiamo già parlato è quello dell'elezione di Celestino V, che non è un cardinale, non è nessuno, ma alla fine 11 cardinali che sono chiusi in conclave per mesi, addirittura questo tentativo di elezione durerà 2 anni e mezzo, alla fine eleggono uno che è per carità,
è un eremita, è già nella, diciamo, nella sfera della santità, però certamente nessuno si aspettava che non fosse uno degli 11 cardinali. 3 erano diciamo, i 2 erano i Colonna, gli altri erano e c'era poi quello che verrà eletto successivamente, il Benedetto Caetani, poi in arte Bonifacio VIII. Professor Giovannucci, su questa vicenda che creerà questo attrito, una delle fonti dell'attrito tra Rampolla e ci vuole approfondire un poco e poi proseguire? Ma ho detto un po' anche prima, c'è anche un problema poi diciamo politico generale, cioè c'è una distanza tra alleanze, tra i cosiddetti imperi, quelli che poi saranno durante la Prima Guerra Mondiale gli imperi centrali, quindi autocrazie e la Francia, che in quel periodo è tra l'altro uno Stato, è una repubblica, insomma, no? La politica di riavvicinamento di Leone XIII era un po' la Repubblica francese. È una politica difficile, anche perché poi nel 1905 ci sarà la legge di separazione dello Stato dalla Chiesa, decretata dalla Repubblica francese. È una politica difficile, avversata da una parte, diciamo, dalla parte conservatrice del cattolicesimo francese, e comunque sicuramente vista con preoccupazione da parte dell'imperatore, perché è una politica che sicuramente non sta bene appunto a un impero autocratico come era l'impero austro-ungarico, per quanto in difficoltà, per quanto diciamo prossimo in qualche modo alla crisi, però insomma sicuramente la politica di avvicinamento ai francesi non era ben vista, insomma, ecco. Questo certamente. Certo. Ma alla fine praticamente del suo papato possiamo vedere un salto in avanti della Chiesa sia nel modernismo. Ecco, un altro particolare che forse può interessare i nostri telespettatori, forse è una leggenda, forse è una realtà, ma c'è addirittura una poesia di Trilussa sul Papa Pio X che parla e dice che lui ha salvato il tango, che era il ballo che era appena nato a quell'epoca in Sud America e che addirittura da alcuni sacerdoti era vietato perché sembrava che la vicinanza fisica tra i 2 ballerini fosse peccaminosa. Allora il Papa naturalmente chiede di vedere de visu in Vaticano la danza di 2 ballerini e alla fine decide che tutto sommato non è così importante, anzi è un ballo piacevole. Prego, dottore. Sì, informato che bisognava interdire le coppie dal poter danzare nella modalità del tango argentino, lui chiede in forma privata a 2 ballerini di esibirsi, dopodiché in dialetto proprio suo dice proprio: non ne vedo proprio niente, non capisco dove siano i peccati che stanno facendo questa coppia, meglio il ballo alla furlana, perché dice proprio meglio il ballo alla furlana rispetto a questo qui, quindi toglie ogni veto che era pronto come spada di Damocle perché non si dovesse ballare questo tipo di danza. Ma c'è un'altra curiosità attorno a certi interventi, in questo caso non come Papa, ma lo ricordiamo come Vescovo di Mantova. Ricordiamo che a fine Ottocento c'è una grande innovazione che si espande in tutta l'Europa, poco ricordata, ed è quella della diffusione della bicicletta. La bicicletta è uno strumento che in un primo tempo la Chiesa vieta, anzi da vescovo Giuseppe Sarto dice che è una forma di neopaganesimo il poter andare in bicicletta, perché con la talare e l'abito così come era decoroso indossare, andare in bicicletta si perdeva tutta quella raffinatezza, quella serietà, il fatto di appollaiarsi sul manubrio, si perdeva tutto lo stile, eccetera eccetera. Quindi è curioso vedere come
certe novità così ingenue ma così innovatrici invece trovassero una resistenza anche agli alti vertici. Ricordo che un vescovo che chiamò i sacerdoti a fare chiarezza e pulizia dentro le loro diocesi e dentro le loro parrocchie, si presentarono in bicicletta, furono costretti a tornarsene a casa tutti a piedi. Diciamo che di operazioni di questo genere ce ne sono altre. Per esempio, il caffè fu una delle bevande che fu diciamo scomunicata, interdetta dal Papa, perché diceva che lo bevevano i musulmani, che era nero e che era amaro. Quando dopo questa vicenda tornarono e gli fecero assaggiare il caffè con un po' di miele, disse tutto sommato va bene, gli tolse il divieto. Quindi diciamo che i papi prima bloccano, poi con scienza e coscienza procedono. Prego, professor Giovannucci, ci vuol dare una traccia di una conclusione con questo Papa? Qual è, facendo un bilancio di questo personaggio che è completamente diverso rispetto a tutti quelli successivi, cosa possiamo dire? Perché poi noi siamo vissuti dopo, abbiamo avuto anche un altro Papa di questa zona, Veneto, e anche lui sembrava fosse un rivoluzionario, ma lo hanno fermato prima. Prego. Ma è difficile fare un bilancio, diciamo, equilibrato, perché nell'azione di Pio X c'è uno stacco importante tra, diciamo, questa dimensione temporale e dall'altro lato una certa chiusura dottrinale che si manifesta in tutta la vicenda della condanna del cosiddetto modernismo che inizia nel 1907. Da questo punto di vista il problema è che Pio X, diciamo, il motto di Pio X è un motto latino come quello di tutti i pontefici, è instaurare omnia in Cristo, cioè restaurare ogni cosa in Cristo. Da questo punto di vista, se questa restaurazione, diciamo, cristiana nella società è perseguibile dal punto di vista pastorale, con un'organizzazione anche pragmaticamente più attiva, diciamo, della proposta religiosa e sociale cristiana, dall'altro lato l'ispirazione di questa proposta è un'ispirazione profondamente tradizionalista, quindi Pio X è un po', come dire, diffidente della scienza moderna, delle scienze bibliche moderne, non le conosce molto bene, non le ha studiate in profondità, pensa che comunque questa rinnovata presenza della Chiesa nella società debba fondarsi su un tradizionalismo dottrinale e culturale di fondo. Tra l'altro non so se l'accenno prima al ballo è interessante, perché tutto sommato ricordiamoci che la Furlana, come altri balli tradizionali italiani, è un ballo di gruppo, non è un ballo di coppia. Quindi c'è un problema, i vescovi italiani, ma non solo quelli italiani, negli anni tra le due guerre mondiali e anche subito dopo la guerra mondiale, scriveranno innumerevoli documenti contro il ballo, contro la mania del ballo, contro l'idea che il ballo sia in qualche modo una pratica, proprio perché vede la promiscuità dei sessi, una pratica pericolosa, una pratica da proscrivere, insomma, ecco. Quindi da questo punto di vista una certa chiusura dottrinale c'è, e quindi è difficile, come dire, diciamo, è un pontificato dal punto di vista dell'analisi storica in chiaroscuro, ecco, da un certo punto di vista, per così dire. Certo, ma c'è anche un altro passo avanti, perché per certi aspetti fa un passo indietro, ma lui addirittura analizza e dice è possibile lo sciopero, e siamo negli anni in cui queste cose sono estremamente, diciamo, rischiose a dirle, ma lui le dice. Prego, Zanella. Sì, tra il chiaroscuro evidenziato appunto dal collega Giovannucci sottolineare appunto un chiaro e un scuro. Lo scuro può essere quello che
il tradizionalismo di Pio X porta a riconoscere molto tardivamente la partecipazione delle donne all'azione cattolica. Si oppose alla presenza delle donne come sezione a parte nell'azione cattolica. Il chiaro, se vogliamo, che è poco noto, ma è molto interessante, è che nel 1911 una nota vaticana pubblicata sull'Osservatore Romano condanna la guerra italo-turca. E quindi la considera una guerra coloniale, una guerra appunto di sopruso, e questo gli attirerà le critiche di essere ancora una volta la Chiesa italiana inaffidabile, non essere a fianco dello Stato quando c'è bisogno, eccetera eccetera, mentre allora con questa nota vaticana voleva togliere la religione dalla strumentalizzazione politica e quindi inaugura quello che è un principio di neutralità, che poi sarà fatto proprio anche da Benedetto XV nella prima e altri pontefici nelle guerre successive. Certamente, ma ricordiamo che il modernismo ci porterà anche a un'altra soluzione pratica, non certamente per merito del Papa, ma sarà quello che porterà alla costruzione di Marghera, perché noi il nostro diciamo grande condottiero dell'epoca riesce a costruire una fabbrica, una zona, la prima zona industriale enorme in Italia, e la mette proprio vicino a Venezia, con tutte le conseguenze che poi stiamo subendo, per esempio l'abbassamento del terreno, della terra della laguna per estrazione dell'acqua. Ecco, diciamo che fu un Papa imprevedibile e imprevisto, giusto, professor Giovannucci? Imprevedibile come decisione, imprevisto perché naturalmente nessuno pensava che sarebbe stato lui. Prego. Sì, poi visto che siamo anche in una trasmissione in qualche modo giornalistica, insomma, vorrei ricordare che nel 1909, quindi durante il pontificato di Pio X, inizia la pubblicazione degli Acta Apostolicae Sedis, cioè quella che potremmo definire la gazzetta ufficiale della Santa Sede, che continua anche oggi. E anche qui c'è, se vogliamo, il riflesso di questa volontà di pratica e di chiarezza, no? Di semplicità del Papa, che decide di, in qualche modo, rendere disponibile un bollettino ufficiale, insomma, della Santa Sede, no? Per evitare, come dire, la pluralità e la confusione delle voci che escono dai palazzi vaticani. E un'altra cosa che forse vale la pena sottolineare è come dire, il fatto che Pio XII ha proprio in qualche modo la ossessione dell'unanimismo, no? del parlare a una sola voce, e da questo punto di vista una iniziativa volta a stroncare per certi versi il modernismo, ma anche volta a uniformare in qualche modo i percorsi di formazione e di accesso all'ordine sacro e all'insegnamento, è quella del giuramento antimodernista. Sì. Per cui dal 1910, sostanzialmente 10 o 11, Pio X prescrive un giuramento antimodernista per tutti gli ordinandi del sacerdozio, e soprattutto con particolare riferimento a tutti coloro i quali debbono assumere o assumono ruoli di insegnamento o di direzione nei seminari. Questa è una pratica molto, molto rilevante, che è rimasta in vigore per parecchi decenni e che ha sicuramente contribuito a modellare, diciamo, in maniera monolitica, se vogliamo, l'obbedienza romana. Ecco, da questo punto di vista sicuramente il Papa si muove anche con una certa rigidità, con una certa durezza, insomma. Sì, nello stesso tempo comunque ha anche un tratto, diciamo, di affabilità, di diretta, questo discorso delle udienze, per esempio, no? Che vengono iniziate cioè, da questo punto di vista, questo elemento è un tratto sicuramente che lo ha reso popolare in qualche modo. Quindi l'accesso al Papa. L'accesso al Papa, certo. E un'altra cosa che va ricordata è anche che il Papa sostanzialmente abolisce il non expedit e apre quindi la strada, per quanto condizionata sotto il controllo in qualche modo delle autorità, alla partecipazione politica dei cattolici
a tutti gli effetti, insomma, no? E quindi al Pato Gentiloni e quello che ne segue, insomma. Certo. E peraltro lui dà un incarico a Gasparri di scrivere il concordato, giusto? Perché c'era un problema come essere nuovamente riconosciuti come Stato dagli altri imperi o regni o dagli altri Stati, perché con la breccia di Porta Pia ormai diciamo che l'impero Vaticano era totalmente scomparso e c'era una posizione contraria alla riforma di questo rapporto, e lo negherà anche e quindi viene incaricato Gasparri e viene incaricato Pacelli, che era il braccio destro di Gasparri, giusto professore? Ma questi sono passaggi successivi, non siamo ancora all'ordine del giorno. Comunque sì, certamente poi c'è anche il tentativo in qualche modo di recuperare, però lì c'è anche il problema della ostilità, insomma, che è biunivoca, non c'è solo il problema della Chiesa ostile allo Stato, ma c'è anche l'ostilità dello Stato nei confronti della Chiesa. Certamente però c'è il tentativo di condizionare, di entrare anche nella politica italiana e di condizionarla attraverso il condizionamento dei liberali, che è operato attraverso, diciamo, il primo accesso dei cattolici alla vita politica, anche in funzione, prevalentemente in funzione antisocialista. Sì, certamente, ma fu incaricato appunto Pacelli, il quale naturalmente stese questo accordo, che mai fu firmato da altri stati, salvo dai serbi, dallo Stato serbo, e questo nel 1914. Però successivamente con i patti lateranensi viene riattivato, viene data la terra al Vaticano e quindi torna a diventare uno Stato a tutti gli effetti. Giusto Zanella? Sì, come ha sottolineato il professor Giovannucci, questo allentare la morsa verso lo Stato e quindi dare una possibilità ai cattolici di una maggiore partecipazione nella politica, e questo sarà una disposizione data anche ai vescovi, era per fronteggiare appunto il socialismo. Ricordiamo che era montante questa nuova politica che vedeva crescere i socialisti, quindi bisognava in qualche maniera anche fronteggiare, ecco, questo tipo e quindi c'è questo andare incontro. E poi altri due pericoli che questo Papa, ma nella sua impostazione, in questo motto che si era dato, no, instaurare omnia in Cristo, era quello di non riuscire a concepire, ma erano tempi troppo prematuri, una laicità dello Stato. Non era nella sua forma mentis che lo Stato prescindesse da dei valori, da dei riferimenti che erano basati sul magistero della Chiesa. E quindi e poi l'altro aspetto ancora è legato a tutte quelle istanze del liberalismo, cioè erano comunque istanze che si ponevano in contrasto, ecco, con la Chiesa, perché il liberalismo su questo era un potenziale concorrente per quanto riguarda l'opinione pubblica. Certo, perché il liberalismo era un'emanazione della massoneria e lui chiaramente dice che è contrario a questo tipo di organizzazione dello Stato. Bene, grazie della vostra partecipazione e sicuramente speriamo che i nostri telespettatori abbiano seguito anche l'aspetto laico, diciamo l'aspetto umano di questo santo, che fu fatto santo appunto nel 1951, beato, e successivamente santo sempre da Pacelli, che aveva una grande memoria di questo Papa e che aveva appreso molte cose da questo Papa, e poi lo fece santo nel 1954. Circa 4 anni prima di morire. Prego. Certo. Allora ringraziamo i nostri ospiti, ringrazio il professor Patrizio Zanella in studio e il professor Pierluigi Giovannucci in collegamento. Mi unisco alle parole di Ermanno, sicuramente
mi auguro anch'io che i nostri telespettatori abbiano apprezzato anche appunto il racconto e la descrizione che è stata fatta di questo Papa, di San Pio X, che in questi giorni ha ricevuto l'omaggio di migliaia e migliaia di fedeli qui in Veneto, appunto per questa peregrinatio corporis, e quindi l'esposizione appunto al pubblico delle spoglie arrivate direttamente da Roma. Grazie per essere stati con noi. Adesso la pubblicità e poi ritorniamo e torneremo a parlare di impero e di regnanti, perché parleremo di re Carlo III e della consorte Camilla, che a fine mese, il 31 di ottobre, saranno in viaggio e raggiungeranno il Kenya. È un viaggio importante perché Carlo dovrebbe probabilmente porgere le proprie scuse per le malefatte inglesi durante il periodo coloniale. A tra poco.